Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Apriamo con una tragica notizia. Un commerciante di 42 anni, Dario Greco, è morto ieri sera in un incidente stradale che si è verificato in via Morelli a Carlentini nel Siracusano. L'uomo era in sella ad una moto e si è scontrato contro un'auto. Greco gestisce insieme al fratello una rivendita di panini. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini e poi trasferito alla San Marco di Catania, è morto dopo un intervento chirurgico. Durante l'inaugurazione della nuova area di emergenza del Policlinico di Palermo, il presidente della regione, Renato Schifani, è intervenuto su due argomenti che riguardano la sanità in Sicilia. In particolare ha parlato sia dei lavoratori che durante la pandemia sono stati impiegati per gestire l'emergenza e che adesso rischiano di trovarsi senza lavoro, e del divario tra il sistema pubblico e il sistema privato nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza. Il governatore siciliano ha spiegato che, data la mancanza cronica di personale sanitario, il governo intende utilizzare queste figure per colmare i vuoti di organico e i posti vacanti a causa della sospensione dei concorsi. Un gruppo di disoccupati palermitani si è recato a Roma per manifestare contro l'abolizione del reddito di cittadinanza da parte del governo Meloni. La mobilitazione è iniziata a Palermo dopo l'annuncio del governo e sono stati diversi presidi organizzati in Sicilia fino alla protesta davanti ai palazzi romani. L'organizzatore Davide Grasso sostiene che il reddito di cittadinanza ha restituito la dignità sociale ai percettori, permettendo loro di evitare lo sfruttamento e il lavoro nero e la criminalità organizzata. Chiudiamo con l'aggiornamento sui dati Covid. Secondo il rapporto della Fondazione Gimbe, nella settimana compresa tra il 17 e il 23 febbraio in Sicilia si è verificato un miglioramento dell'incidenza dei contagi con una diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. L'incidenza dei contagi per 100.000 abitanti è stata di 28,8. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 15,6%, mentre la copertura vaccinale con quinta dose è dell'8,8%. E con questo aggiornamento chiudiamo questa edizione del nostro TG. Grazie per averci seguito e arrivederci.